Buongiorno. Buongiorno. Si alzi. Sa leggere l'italiano? Signorina, rivolta verso di noi, parla bene al microfono, se si avvicina, giri la sedia verso di noi. Sai che ho le gambe un po' lunghe qua, un po' strette. Vedrà che riesce a starsi. Si mette comoda, girandosi verso di noi, avvicini il microfono perché viene registrato, così non si sente. Ok. Dice il suo nome e cognome. Garcia Polanco Maristel, nata a Santo Domingo, 23/12 del 1980. L'ha già generalizzato. Dov'è residente? Via Olgettina 65. Grazie. Prego, pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Signora Polanco, buongiorno, sono il pubblico ministero. Buongiorno. Le farò alcune domande. Innanzitutto, lei che lavoro fa? Io sono una modella. Lei è una modella. Una modella, presentatrice di televisione e sono una cantante. Che non si sente. Sì? Allora, ho il mio gruppo musicale che ho creato 1 anno e mezzo fa circa, però sono nata modella, sono arrivata in Italia come modella e sempre lavorato anche come modella. Lei ha lavorato, ha avuto anche delle esperienze televisive? Sì, Ha fatto degli spettacoli? sì. Che spettacoli ha fatto? Allora, io ho iniziato lavorando con Rai, il mio primo lavoro in televisione ho fatto Bulldozer con la Panicucci e Dario Vergasola. Poi da lì ho iniziato, questo è stato nel 2002 che ho iniziato, poi ho lavorato come Madre Natura, Ciao Darwin, quando nel 2000. Poi ho lavorato sempre con Mediaset, però ho iniziato con Rai a lavorare. Lei quando è arrivata in Italia, signora? Nel 1998. Nel 1998. Quasi, sì, nel 98. Attualmente che cittadinanza ha lei? Dominicana. Quindi lei non è cittadina italiana? No, non mi vogliono dare la cittadinanza. Però ha fatto la richiesta di cittadinanza? Sì, cioè, no, ho fatto la richiesta perché essendo che sono qua da 15 anni, sono cresciuta qua. Ha fatto la richiesta di Chiaro, cittadinanza, ho fatto questa la era la richiesta. domanda. Senta, lei conosce Lele Mora? L'ho conosciuto dopo lo scandalo. Lo scandalo a cui si riferisce quale sarebbe? Berlusconi, caso Ruby. Diciamo il caso Ruby. Sì. E lo ha conosciuto solo dopo, prima non lo conosceva? No, assolutamente, perché Non lo conosceva. non ho mai lavorato con la sua agenzia. Conosce Lo conoscevo perché Sì. lavorava con una collega che era Ida Jespica, che siamo cresciute insieme in Italia, però non ho mai avuto lavorare. Lei non ha mai avuto rapporti diretti con Lele Mora prima dell'insorgenza mediatica, della conoscenza di questi fatti, dei fatti. Ok, Bene. Lei conosce Silvio Berlusconi? sì. Come e quando ha conosciuto Silvio Berlusconi? Allora, l'ho conosciuto in una festa del Milan, quando è finita la festa, c'era la festa, e l'ho conosciuto mentre ero lì alla festa e mi ha fatto un complimento mentre ero lì e da lì gli ho detto lavoro con la tua rete e da lì è iniziato il nostro rapporto, con la nostra conoscenza. Senta, lei conosce anche Emilio Fede? Sì, l'ho conosciuto nel 2007 quando ho fatto Miss Roberta, che ho vinto il concorso del Miss Roberta. In questa occasione dove lei conosce Silvio Berlusconi, in che anno siamo quando conosce Berlusconi, l'onorevole Berlusconi? Sai che esattamente non ricordo l'anno, ma è stato nel 2009 forse. Nel 2009? Sì, 2009. In quella circostanza, che era una festa del Milan, era presente Emilio Fede, il direttore? Non mi ricordo, Non se lo c'era ricorda? tanta gente, no. Lei conosce Nicole Minetti? Sì, la conosco, abbiamo fatto lavoro insieme, l'ho conosciuta a Colorado. Avete fatto Colorado, che cos'è, una trasmissione? Sì, televisiva? Mediaset, sì. Avete lavorato insieme? Sì, lì ci siamo conosciuti. Siete diventate amiche? Sì. Lei attualmente è amica di Nicole Minetti? Sì. Le risulta che Nicole Minetti conosca Silvio Berlusconi? Cosa? Che Nicole Minetti conosca e frequenti Silvio Berlusconi, a lei risulta? Sì. Lei è stata mai a casa di Silvio Berlusconi? Sì, sono stata tante volte, sì. Tante volte. Sì. Lei può dire quando è stata la prima volta a casa di Berlusconi? In che anno almeno? Non mi ricordo. Però L'anno le ho chiesto, almeno l'anno? L'anno? No,
2009 quando l'ho conosciuto, cioè, esattamente non mi ricordo, però penso sì 2009. E nel corso dell'anno 2010 lei ha frequentato l'abitazione in Arcore di Silvio Berlusconi? Sì, È stata anche in altre abitazioni di Silvio Berlusconi, non in Arcore? sì. Dove? Sono stata in Sardegna, sono stata a Roma e anche al lago. Al Lago Maggiore? Sì. Quindi a Lesa? Ah? La località Lesa? No, non lo so. Non se lo cos'è. ricorda, sul Lago Cioè, al Maggiore. lago, l'unica Benissimo. casa. Poi. Senta, signora Polanco, ma lei che tipo di rapporto ha avuto con Silvio Berlusconi? Rapporto di amicizia. Di amicizia, Sì. quindi lei esclude un rapporto sentimentale con Berlusconi? Sì. Lo esclude? Sì, no, non ho avuto un rapporto sentimentale. Sentimentale ho detto, eh? Sentimentale, no, non ho capito, non ho avuto nessun rapporto sentimentale col Premier. No. Benissimo, quindi lei esclude di aver Estremo. avuto un rapporto sentimentale con Berlusconi. E lei ha avuto invece rapporti sessuali con Berlusconi? No. Quindi lei ha capito la differenza, non peraltro perché lei non è No, italiana. per me è sentimentale quando una persona che va a letto con un uomo. Vabbè, comunque non ha avuto né l'uno né l'altro, diciamo. No, no, cioè li voglio bene una persona che Benissimo. però Non ha avuto contatti sessuali, rapporti No. con Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi le ha mai dato dei soldi? Sì, Quanto? non lo so, esattamente non Con ti so quali dire. modalità? In che Cioè senso? in contanti, con bonifici, assegni? Mi ha dato bonifico e contanti perché le avevo chiesto un favore, però che me l'ha dato Spinelli, non Berlusconi di persona. Lei riesce a individuare il lasso, cioè il periodo in cui Berlusconi, lasso temporale, avvocato Carini, il periodo in cui Berlusconi le ha dato dei soldi, il periodo. E allora, Da a. 2009, perché quando mia figlia era malata, le avevo chiesto un aiuto e mi ha aiutato sia con medicinali e con l'ospedale San Raffaele, mi ha messo alla disposizione. Poi dopo mi ha aiutato cioè, col lavoro, perché dicevo che avevo una figlia, ragazza madre. Perché sua figlia ha avuto un problema grave? Sì, della pelle, era allergica ai gatti, non lo sapevo. Ah, era allergica ai gatti? Sì, è allergica. Quindi ogni volta che andavo all'ospedale con la tessera mi dicevano torna fra 5 mesi o magari 3 o 4 mesi. Essendo che il problema era così grave, non dovevo attendere, io l'ho chiesto quando l'ho conosciuto. La prima cosa che le avevo chiesto era questa, se mi poteva dare una mano sia con la scuola della bimba. E lui mi ha aiutato con questo. E quanto le ha dato? Allora, sono andata da Spinelli, l'ho portato la ricevuta di quello che dovevo fare e mi ha dato tipo 2.500 euro. 2.500 Sì. euro in relazione a questa allergia al gatto della bimba? Sì, mi ha dato questa... Bene, lei ha avuto altre somme di denaro, erogazioni da parte di Sì, Berlusconi? di Berlusconi sì, perché ho iniziato il mio gruppo musicale e questo tanto dopo lo scandalo. Gli ho detto io mi trovo adesso nella merda, scusatemi il termine, adesso non sono senza lavoro, senza niente. Quindi da lì ho creato questo mio gruppo musicale e lui l'ho chiesto un aiuto e lui me l'ha dato. Questo dopo il 14 gennaio 2011, Sì, dopo corretto? che è successo. Ma nel corso del 2010, signora Polanco, lei ha avuto somme di denaro da Berlusconi? Somme di denaro da lui no. No, da Da Spinelli? lui. A Spinelli sì, però da Berlusconi di persona No, no. di persona da Berlusconi, quindi lei dice di no. Ma da Spinelli, dal ragionier Spinelli, ha avuto somme di denaro? Sì, più che somme di denaro ho avuto la possibilità di pagare la casa con magari le bollette che mi netti. Adesso arriviamo alla così. casa. Io ho parlato di somme di denaro in contanti, le ha avute o no? Sì, ne ho avuto. Quanto nel corso del 2010? 10.000 euro. 10.000 euro nel corso di un anno? Sì. Date a lei da Spinelli? No, deve parlare, non fare Sì, gesti. date a me da Spinelli, sì. Su disposizione di Berlusconi? Che ha chiesto il permesso prima al Presidente. Perfetto. Quindi lei dice nel corso di un anno Spinelli mi dà 10.000 euro in contanti. Come gliela dati? Gliele dava in buste? Le metteva dentro una busta? Sì, ogni tanto sì. Questi soldi sono stati trovati dalla polizia?
No, perché io in quel periodo lì non mi chiedevo soldi. I soldi che ho chiesto semplicemente per le cose di mia figlia, appunto. Lei ha mai partecipato a delle cene, a delle feste organizzate presso la residenza in Arcore di Silvio Berlusconi o sul Lago Maggiore? Sì. Nel corso di queste serate, signora Polanco, lei ha ricevuto dei regali da Berlusconi? Sì. Soldi? No. Quindi regali ma non soldi. Quindi lei esclude soldi? Soldi, escludo. Esclude di avere preso soldi, giusto? Sì. Questo lo dico per capire bene. Bene. Che regali erano? Tipo queste perle che ho addosso. Quindi un bracciale di perle. Bracciale, oppure il suo libro. Il libro dell'Italia. Sì. Qua di mettersi, come si chiama? Un foulard, cose così, cose semplici. Cose semplici e non costose? No, non costose, Allora, anche perché sono venuti loro, le hanno viste tutte, le hanno fotografate tutte. Quindi. Allora signora, a noi risulta che lei abbia partecipato tra le altre, alla cena del 22 agosto presso la residenza dell'onorevole Berlusconi in Arcore, alla cena del 22 agosto 2010, del 5 settembre 2010, del 19 settembre 2010, del 25 settembre 2010, del 17 ottobre 2010, del 23 ottobre 2010, del 25 ottobre 2010, del 7 novembre 2010. Prego, signor No, chiedo scusa, signor Procuratore, no, c'è la solita verbalizzazione, Presidente, che tutto quello che riguarda cene successive al 27 maggio 2010 sono totalmente inconferenti rispetto al capo di imputazione. Le domande sono ammesse, il Tribunale si riporta ad ordinanza di ammissione delle prove. Allora, signora Polanco, l'ufficio del pubblico ministero durante le indagini ha individuato e ricostruito la sua partecipazione a queste cene, a queste feste presso la residenza dell'onorevole Berlusconi in base... Prego. Sì, chiedo scusa, no, perché anche su questo, Presidente, chiedo scusa, ma il suo procuratore dà per assodato qualche cosa che poi dovrà eventualmente essere acclarato dal Tribunale, quindi noi crediamo che la domanda dovrebbe eventualmente essere se la signora Teste in questo momento ha partecipato in quella data, se lo ricorda. Se lei mi fa finire la domanda, forse... Ma veda, la sua anticipazione era quella di dare per assodato che queste cene ci siano state e che abbia partecipato anche la signora, quindi questo credo che sia qualche cosa di più di quello che si possa fare come domanda. Pubblico Ministero, Sì, affronti, Presidenza. visto che ne ha citate molte, una alla volta, per consentire alla testimone di fare mente locale su ciascuna data. Perfetto. Allora, la scena del 22 agosto 2010, che l'ufficio ipotizza, cui l'ufficio ipotizza che lei abbia partecipato, era questa la ratio della domanda, peraltro. Lei riesce a ricordarla questa scena? No, le date un po' così, no, perché ho partecipato a tantissime cene, ma se tu mi dici una data proprio non la ricordo, non mi ricordo. Allora, può riferire come si scandiva, come si svolgevano queste feste a casa dell'onorevole Berlusconi? Allora, la serata andavi a cena, no? Facciamo la cena, si cantava col karaoke così con Danilo e tutte le Scusi, ragazze. parla rivolta verso di noi, che ci garantiamo il fatto anche che Ok. parli al microfono perché non si sente bene. Quindi eravamo a questa cena, dopo che facciamo karaoke, io Parli magari rivolta verso di noi. cantavo, no? E dopo tipo mezzanotte così si scendeva giù in discoteca, che è praticamente la discoteca che hanno fatto per i suoi figli, e lì facevamo spettacoli, io facevo spettacolo, così ci presentavamo. E che tipo di spettacolo facevate? Ha un nome questa attività? Sì, praticamente io mi piace comunque farlo ridere a lui, cioè scherzo tanto con lui. E una volta mi sono vestita facendo l'imitazione della Boccassini, mi sono messa la toga così L'imitazione scherzando. Dottoressa Boccassini, Della Boccassini, ma mi sono vestita con la toga, gli occhialini così. se ci sarà ancora una Infatti. risatina in aula, daremo ordine di farvi uscire. E
Vi prego di mantenere il silenzio perché disturbate. E poi mi sono vestita una volta di Obama, con la maschera di Obama, perché lui è mulato così, e facevo l'imitazione di Obama. E poi mi vestivo da dominicana, il vestito costume del mio paese, facevo le canzoni così del mio paese. Solo lei, signora Polanco? Vabbè, magari altre ragazze facevano magari si vestiva da Ronaldinho col pallone, il pantaloncino, la canottiera, eppure ci mettevano i denti tipo Ronaldinho a coniglio, cose, Quindi lei ha parlato di altre ragazze, signora Polanco, ed era la successiva domanda. Quindi a queste scene erano presenti oltre lei anche altre giovani signore, altre Sì, non ragazze? ero da sola, c'erano altre ragazze, sì. Lei può dire al Tribunale i nomi che si ricorda delle ragazze che partecipavano a queste scene? Vabbè, Nicole Minetti, mi ricordo Lisandra Silva, Barbara Fagioli, Barbara Fagioli, Lisa Barisonte, Lisne, Joanna Visan, così che i nomi, Joanna Visan, Barbara Guerra, c'era la signora, che dice che partecipavano nel senso che c'era Emilio Fede, c'era ogni tanto Lele Mora, anche lui, Giorgio Puricelli, le ragazze. Iris Berardi la conosce? Sì, Iris Berardi la C'era? conosco. Sì, anche lei ogni tanto c'era. Elma Rug Karima, detta Ruby, l'ha mai vista? Sì, l'ho vista. Quindi lei ha visto Elma Io ho Rug Karima? conosciuto però prima Ruby ad andare da Berlusconi, l'avevo già conosciuta. A casa di Berlusconi, lei l'ha vista Karima? Sì, l'ho vista a casa di Berlusconi. In che periodo? Non ricordo. Periodo, ma l'ho vista 2 volte. Allora, alla scena del 22 agosto, secondo l'ipotesi dell'ufficio, cioè della pubblica accusa, risultano presenti a questa scena a casa dell'onorevole Berlusconi Battilana Ambra, la conosce? No, se magari l'ho vista. Barizonte Lisnei detta Lisa, Sì, Berardi Iris, sì, Bonasia o Bonasia Roberta, sì, Danese Chiara, non ricordo. De Vivo Concetta Intesa Imma, Sì, le gemelle, sì. De Vivo Eleonora, Sì, poi c'era lei secondo l'ipotesi, Minetti Nicole, sì, Visana Ioana detta Annina, sì. tale Maristel, che non è lei, un'altra, No, ci non sarò se lo solo ricorda, io che conosco. Marisiel, chiedo scusa, Marisiel, No, non so chi è. Emilio Fede, Sì, Giorgio Puricelli, sì, Rossi Maria Rosaria. sì, è vero, sì, che lei. Allora, lei dice che in queste scene, dopo aver cenato, cioè mangiato, scendevate in questa sala, giusto? Sì, in questa sala. Che è un una ex- discoteca dei figli Che era stata la di discoteca dei Berlusconi. figli dell'onorevole Berlusconi. Ce la Sì. può descrivere com'è fatta? Allora, scendi giù, come tutti lo sanno, le scale, vai, ci sono le luci, c'è un bar piccolo così, con magari delle bibite. Lui non beve mai, prendeva magari, c'era l'acqua così. E poi le luci, c'è un cavallo azzurro, che un giorno sono caduta scherzando lì. Poi microfoni, la musica e così proprio discoteca. Ci sono Poi dei c'è il camerini? teatro. Dei camerini? Sì, perché c'è il teatro, era lì che quando mi cambiavo, mi vestevo, quando mi sono vestita come la Boccasini, così come la toga, lei così l'ho usata nel camerino. Ho capito. Senta, signora Polanco, lei era l'unica che faceva questi spettacolini o anche altre ragazze C'erano anche altre ragazze che ti ho detto prima, che facevano spettacolini? che faceva Vi vestiti spogliavate o Ronaldinho. rimanevate vestite? No, io avevo sotto, quando mi sono vestita comunque, come dicevo sempre, della Boccasini, avevo tipo burlesque, così. Burlesche, eh? Io ero vestita sotto burlesque, avevo tutta coperta tipo francesina, poi col capello l'ho messo dopo che mi sono tolta così, però non eravamo nuda.
No, e spettacolo nessun'altra nudo. ragazza che ha partecipato alle scene in cui c'era lei si è spogliata? Spogliata no, per me magari è burlesque Totalmente o vestita. parzialmente, signora No, è Polanco? vestita burlesque. Che ho visto Quindi lei- io burlesque. Guardi, signora Ina, sia gentile, descriva l'abbigliamento Perfetto. che aveva Allora, sopra la l'abbigliamento toga, così burlesque- ci facilita, perché Ok, l'abbigliamento francamente non burlesque. dia nulla per scontato. Ok, burlesque. Allora, reggiseno molto lavorato con piume, anche la mutanda molto lavorata con piume, e poi il cappello e sopra qua tipo uno scialle, un boa, tutto con piume, quindi se no sempre tipo pantaloncino, tutto lavorato con le pietre perché l'affittavo io lì il cosa quando mi vestivo in Corso Buenos Aires. Questi erano i tipi di indumenti che avevamo sotto la toga che avevo io. Pure c'era la Minetti sì, che si è vestita un giorno da suora con la Fagioli e sotto anche sempre col burlesque, perché magari io facevo lo spettacolo così e poi lei si metteva magari quello che mi stava a me, ma oppure lei aveva uno diverso, così di diversi colori. Insomma, sempre in mutande e reggiseno in buona Sì, sostanza, sai che mentre no? c'ero io, sì. Addobbati in vario modo, queste mutande Sì, e reggiseno, ma molto un po' questo è il lavorati, concetto. sì. Benissimo. Questo vale per tutte le feste a cui lei ha partecipato? Sì, È un metodo? poi io sì, ho avuto tanti cambiamenti, nel senso che cantavo, mi vestivo anche come Whitney Houston cantando, ma sempre Però lei non ha No, mai no. visto ragazze nude No. nel corso di questi No. eventi. Senta, lei, con riferimento alle scene, alle feste a cui ha partecipato, che ci ha detto aver partecipato, e in riferimento ai momenti in cui vi trovavate in discoteca, si è mai avvicinata all'onorevole Berlusconi o a Emilio Fede toccandoli o facendosi toccare addosso, cioè sul corpo e segnatamente nelle parti intime, seno, vagina, fondoschiena e via dicendo? no, assolutamente No, no, lo esclude. no, Lei, Garcia Polanco, non si è mai avvicinata e non si è mai fatta toccare, non ha mai toccato. io mi sono avvicinata ma non per farmi toccare, né mi ha mai toccato, Benissimo. assolutamente no. E lei ha visto altre ospiti, cioè altre ragazze, che si avvicinavano all'onorevole Berlusconi o a Emilio Fede toccandoli o facendosi toccare nelle parti intime? Non ho visto altre ragazze avvicinandoti a lui che si facessero toccare, no. Ho già detto che alla scena del 22 agosto 2010 erano presenti, nella ricostruzione prospettata dall'ufficio, la battilana Ambra e la danese Chiara, che abbiamo sentito, che ci ha dato una versione del tutto diversa di questa serata. Lei ricorda se alla scena del 22 fosse presente Fede Emilio, Emilio Fede? La data non la ricordo, ma non so. Ma lei ricorda se Emilio Fede ha mai portato due ragazze a una festa dell'onorevole Berlusconi? Due giovani ragazze? Io so che lui arrivava a volte con le ragazze, ma non so, non mi ricordo con chi o chi era, non so. Non se lo ricorda. No, però ogni tanto arrivava in compagnia dei ragazzi. Senta, lei è rimasta mai a dormire a casa dell'onorevole Berlusconi? Sì, sono rimasta a dormire a casa di Berlusconi. E per quale ragione? Lei non sta a Milano, poi arriviamo a dove sta. Sta a Milano lei? Sì, sono a Milano. E per quale ragione rimaneva a dormire a casa di Berlusconi? Perché magari il giorno dopo, una volta ho portato anche la mia bimba, di pomeriggio a prendere il tè così, l'ho fatta conoscere con suo nipote Alessandro, hanno giocato, il bambino, no? Allora io sono rimasta a dormire quel giorno lì perché era tardi, così ero un po' stanca, ho detto rimango qua così magari faccio un butto in piscina e al pomeriggio ho detto se era possibile di mettermi una macchina a disposizione per andare a casa a prendere la bimba e giocare. Mi ha detto va bene, mi ha mandato a casa con la macchina, ho preso la bimba e sono andata da lui e abbiamo stato tutto il pomeriggio là. E poi perché se rimanevo perché mi piace, essendo comunque una casa bella, piscina, tutto, che magari quello che non ho mi piace, è una bella cosa, anche perché lui poi dopo, il giorno dopo viaggiava.
Perfetto. quindi potevo rimanere. Lei era l'unica ospite che rimaneva a dormire a casa dell'onorevole Berlusconi o rimanevano altre ospiti? Rimanevano per quel giorno lì, sono rimasta io e la Minetti. Quale giorno? Il 22 agosto? Quel giorno lì che l'ho detto della bambina. Quel giorno della bambina. Lei e la signora, anzi il consigliere Minetti, Minetti, e siete rimasti solo voi due? Sì, la Minetti, io, e poi c'era la Licia, che una lì, che non so. Ronzulli? Sì, c'era lei e poi c'erano altre persone che non conoscevo, comunque erano lì in casa, non so. Sempre ragazze, donne di sesso femminile? Uomini però che cioè, lavorano lì, le persone che lavorano Persone lì. addette al servizio? Sì, diciamo. addette al servizio, sì. Ma la domanda è, anche altre ragazze? Non ho visto altre ragazze. Mai, in nessuna No. delle feste a cui lei ha partecipato ha visto No, altre ragazze? No, lei mi ha chiesto No, in a generale, dormire, no? in tutte le feste che ha partecipato, rimanevano a dormire Mi delle fa la ragazze? domanda di nuovo perché mi sta confondendo. Un po'. Le chiedo scusa se la sto confondendo, grazie. gliela riformulo. Nelle varie feste a cui lei ha partecipato, Sì. capitava che delle ragazze rimanessero a dormire a casa di Berlusconi? Che io abbia visto no con gli No, occhi, ecco, no. questa era, che lei abbia Infatti visto. ero un po' no. confusa perché mi ha chiesto una domanda e poi mi fa un'altra. benissimo. Adesso però non l'ho confusa, che Sì, non sì. l'ho rifatto. Perfetto. Senta, lei dove vive a Milano? Adesso abito a Milano 2 Sì? In che via? e non è una via, è una residenza, si chiama residenza Fontanile. Senta, lei dispone di un'abitazione in via Oggettina 65? Non In sono via più lì, Oggettina? mi sono spostata a quella casa. Ha avuto un'abitazione in via Oggettina? Sì, dove abitavo prima. Bene. A che titolo era lì? In affitto? È in affitto, sì. In affitto. Il contratto a chi era intestato? A me. A lei. Chi lo pagava l'affitto? Allora, io iniziai a lavorare con Colorado, però io lavoravo già, era il mio terzo anno lavorando a Colorado, ed è successo che e lì ho conosciuto la Minetti a Colorado. Lei già abitava in via Oggettina perché studiava a San Raffaele, essendo che per me era più vicino a San Maurizio all'Ambro, dove si registra Colorado, dove abitavo io in via Marcona e non avevo la macchina. Io le ho detto, Nicole, non è che tu sai un posto dove sei più vicino per me da Colorado dove sei tu. Lei mi ha detto sì, ci sono degli appartamenti, adesso mi informo, chiedo. Allora lei si è informata, io sono andata lì e quando sono andata a vivere lì è il contratto comunque a nome mio. Ma poi il presidente mi ha aiutato a pagare l'affitto di via Oggettina. Quindi l'affitto di via Oggettina lo pagava il presidente. Sì, Le mi dava i aiutava. soldi, il presidente Berlusconi ovviamente, le dava i soldi a lei? No. A chi li dava? Praticamente Nicole Minetti prendeva le buste e faceva pagare lì, non so, da Spinelli, ma non il presidente, che l'avevo chiesto io il favore. Chi stava a via Oggettina oltre lei? Oltre a me io sono arrivata per prima, poi dopo Nicole però sono arrivata io, poi dopo comunque io avevo già lavorato con Barbara Guerra in Sexy Car Wash nel 2006 e anche lei mi aveva chiesto se c'erano appartamenti disponibili e da lì la voce si è apparsa e è venuta a abitare la Barbara Guerra, poi le gemelle De Vivo? Le gemelle sì. De Vivo? Barbara Guerra, le gemelle De Vivo, poi? È venuta poi la signora lì, Elisa Totti, Elisa Totti, poi Joanna Visan, Ioana Visan, Iris Berardi bene. e Aris Spinosa. Basta, non ce n'erano Lei più sa ragazzi. se anche a queste altre ragazze il presidente Berlusconi pagava l'affitto? Non lo so. Non lo sa. Io so di quello Ma lei che sa faceva se la con me. signora Minetti si occupava della gestione anche di queste altre case? Non lo so dire. Non lo sa questo? No, È sicura? no, io prendevo lei prendeva le mie bollette, a parte che io ho sempre avuto un rapporto mio e mi facevo, come si dice qua, i cazzi miei, no, scusandomi il termine. Signora, la prego di mantenere un linguaggio che sia Già. adeguato Sì, anche no, al per- luogo in cui si ho trova. detto, scusatemi lei il si termine. esprime molto bene in italiano e quindi il tribunale più o pensa meno. che lei è in grado di fare le debite Allora se distinzioni. dicevo i cavoli miei erano la stessa cosa. Prego, pubblico Grazie, ministero. signor Presidente. Ah, scusate. Quindi lei non sa se la signora Minetti si occupasse della gestione delle case. Io so che si occupava di prendere le mie della bollette, sua. poi non so Benissimo. degli altri. Perfetto. Allora, torniamo un attimino a Ruby. Quando ha conosciuto Ruby? A Ruby l'ho conosciuta una volta in Corso Buenos Aires, prima di vedere la casa del presidente, e abbiamo parlato così proprio perché eravamo in un negozio.
E da lì poi mi ha detto, dove abiti così? Mi ha raccontato che lei era una ragazza che sua mamma era famosissima, cantante di danza del ventre, che c'è cantante marocchina, araba lì. E mi ha detto che era egiziana sua mamma, Certo. che suo papà era brasiliano. E che lavorava a un locale che si chiama il Maschenada, un ristorante che è vicino dove abitavo io in via Marcona. Da lì non l'ho più vista, così mi ha detto vieni a trovarmi ogni tanto al Maschenada, così non l'ho più vista e l'ho vista poi da Berlusconi. Benissimo. Allora, lei quando conosce Ruby, in che periodo? Partiamo con l'anno. Non mi ricordo, io sono un po' così con l'anno, non lo so, 2010, esattamente 2010. non mi ricordo, sì. Ipoteticamente, forse il Sì, 2010, forse, sì. Si ricorda la stagione? Faceva caldo, quando l'ho conosciuta io in Corso Buenos Aires faceva caldo, mi ricordo, sì. Poteva essere primavera? Sì, qualcosa così. O estate, certo. Non mi ricordo bene, la prima volta che l'ho vista io. Bene. Poi lei, vi siete conosciuti casualmente, avete parlato, poi lei l'ha rivista a casa dell'onorevole Berlusconi. Sì. Quando? Una sera l'ho vista là. In che periodo? Quello, guarda, io con le date così non ti so dire periodo, so che l'ho vista. Visto che è successivo alla conoscenza, Comunque era... come? è successivo alla conoscenza che Cosa lei vuol aveva fatto. dire? Dopo che lei ha conosciuto Ruby, Ha visto prima Ruby a casa del Presidente o l'ha vista prima in No, l'ho Corso detto Buenos Aires? prima, ho detto io prima ho conosciuto Ruby a Corso in Buenos strada a Aires. Corso Buenos Aires e poi quando l'ho rivista a casa di Berlusconi ho detto ma questa qua era tutta diversa, perché quando l'ho vista sulla strada aveva scarpe da ginnastica, tutta veramente sembrava una zingara, no? Poi quando l'ho visto da lui aveva il tacco 15, già lei è alta, era 1,90 m e passa, non lo so, molto truccata. E poi gli ho detto, ma l'ho guardata così, e gli ho detto, ma io te siamo viste, perché eravamo di fianco a mangiare. Mi dice, certo, dico io, ma dove, rinfrescami la memoria. Mi ha detto, siamo viste al Cin Cin, un bar in Corso Buenos Aires. Gli ho detto, ecco. Poi lei ha raccontato una cosa di cui è diversa da quello che mi ha detto a me, poi ha detto che era, sua famiglia era importante, tutto... Lei la rivede a casa dell'onorevole Berlusconi. Sì. Era una festa? Quando Una rivede cena. Ruby? Una scena. Una cena. Siete scesi in questa discoteca quando c'era Ruby? Io non sono scesa, nel senso che lei era con Lele Mora e Emilio Fede. Ruby era con l'Ele Mora Sì, di Emilio Fede. con Lele Mora e Emilio Fede. Io non sono scesa perché la prima volta no, perché sono rimasta non stavo bene dello stomaco e gli chiedevo al cameriere se mi faceva un tè al limone con l'acqua così. Poi l'ho rivista l'altra volta. Lei non sa come arrivò Ruby ad Arcore, ovvero chi la invitò? Allora, esattamente, perché mi ricordo che è arrivato Lele Mora e Emilio Fede allo stesso tempo. E lei è arrivata con queste due persone, ma sai, c'è prima il salotto, io ero già seduta a tavola a mangiare. Quando lei è arrivata, non so, magari è arrivato insieme a Lele Mora e Emilio Fede, oppure con Emilio Fede, oppure solo con Comunque Mora. era con loro due. Comunque erano con loro due, sì. Senta, lei sa se quella saletta discoteca dove voi, lei dice, facevate questi spettacolini di burlesque aveva un nome? Veniva chiamata tra di voi in un qualche modo? No, allora, no, praticamente dopo lo scandalo così ho capito che era il Bunga Bunga, perché in realtà io conoscevo il Bunga Bunga, però come una barzelletta che il Presidente ci raccontava sempre. Ogni sera quando andavo lì a cena ci racconta sempre le barzellette, parlava di questo Bunga Bunga e da lì si è creato il nome il Bunga Bunga Dance, così Bunga Bunga Theater, che è il teatro dove mi presentavo così e così. Bene, torniamo a Ruby. Lei l'ha vista ad Arcore una sola volta o più volte? Sì, 2 volte l'ho visto Due io. volte. In questa prima volta che l'ha visto, lei non sa se Ruby è scesa in questa discoteca, ha detto, giusto? No, lei forse sì è scesa, È però scesa. io non ero scesa. Benissimo. Lei sa che cosa successe quella prima sera in cui c'era Ruby ad Arcore in quella discoteca? No. Se ci furono gli spettacolini? No, perché non lo stavo sa. bene Non stava quella prima bene. sera, sì. Allora passiamo alla seconda sera. Lei racconti
come e perché vede Ruby ad Arcore la seconda volta. Volta, non la seconda sera, la seconda volta l'ho vista, sempre c'era Emilio Fede e Lele Mora, e sì, siamo scese quella volta, abbiamo cenato e poi siamo andati giù. Allora lei ha detto: adesso io faccio un ballo della danza del ventre, perché mia mamma è egiziana, è cantante famosa, e poi è andata su internet, ha cercato il computer di Danilo, questo che fa il karaoke, e ha fatto vedere la sua mamma. È una ballerina bellissima, che poi ho scoperto che non è vero che era sua ballerina, che era una cantante famosa. Poi ci ha fatto vedere il suo padre, che era del mio colore, e ho detto: strano che così non sei un po' mulatta così, no? Poi aveva detto che lei aveva 24 anni, Sì. ci aveva detto, infatti io ci credevo, perché comunque quando è andata là era truccatissima, tacco 12, poi lei è robusta così, il modo di fare, di muoversi, e ha fatto la danza del ventre, mi ricordo. La danza del Sì. ventre. Quella sera in cui Ruby fa la danza del ventre, poi ci furono delle esibizioni burlesche, almeno per come le definisce lei. Per No. ognuna cantava, oppure faceva quello che magari io cantavo, l'altra faceva tipo tic tac, cose così, ognuna faceva. Quindi lei è in grado di escludere con precisione che la seconda volta in cui Ruby partecipa a una festa presso la residenza ad Arcore di Berlusconi non vi furono spettacolini cosiddetti burlesque. È in grado di escluderlo? No, l'ha detto danza del ventre, Sì, ha fatto lei. Ma Sì. non quei perché- travestimenti che ha descritto No, prima. non c'è È in travestimenti, grado di escluderlo, no. se lo Sì. ricorda molto bene. Sì, mi ricordo La bene. data se la ricorda? No, la data no, Non però se la essendo ricorda. che l'ho visto 2 volte riesco a ricordare cosa è successo. Lei si ricorda chi era presente oltre lei e Ruby? Innanzitutto, in questa seconda sera, chiedo scusa, c'erano Mora e Fede con Ruby? Sì, credo sì, Perfetto. c'eravamo. Allora, oltre Berlusconi, Mora, Fede, Ruby e lei, nelle 2 serate in cui c'era Ruby, chi c'era? C'era Ida Jespica, Aida Jespica, c'era una che si chiama di Roma Cinzia Molena, la Molena, e c'erano altre ragazze sempre di Roma che non mi ricordo il nome. C'era, aspetta, Barbara Guerra, Barbara Fagioli, c'era anche la Nicole Minetti e non ricordo gli altri. c'era Iris Berardi? Iris Berardi non ricordo. Non ricordo. Non se ricordo c'era. se c'era. La Guerra, la Fagioli, la Minetti. La Minetti, Aida Jespica, Aida Jespica, e la Cinzia Molena. Molena e altre ragazze da Roma, però non ricordo il nome. Altre ragazze da Roma. Lei sa se Ruby, oltre a queste 2 occasioni in cui c'era anche lei, signora Polanco, ha partecipato ad altre serate a casa di Berlusconi? No, perché quella sera lì mi ricordo io sono rimasta a dormire a casa Berlusconi, quando c'era Ruby, però non ricordo. Lei ricorda se Ruby, in una delle 2 occasioni in cui era presente lei, dormì ad Arcore? No, quello non lo so, perché poi io quando sono andata a letto, poi da lì non ho sentito più niente, sono andata a dormire e basta. Lei ha mai visto l'onorevole Berlusconi distribuire delle buste di soldi a fine serata in queste feste? Visto, O ha saputo? vabbè, magari una ragazza diceva sì, mi ha dato i soldi, ma che l'ho visto no. Che magari dicono mi ha dato. Ma... Qualcuna le ha detto di avere ricevuto dei soldi da Sì, Berlusconi? qualcuno mi aveva detto, guarda che mi ha dato, magari al telefono mi chiamavano il giorno dopo, comunque a volte c'erano anche competizioni con le ragazze, così, no? Tipo, anche io me stessa diceva bugie al telefono, magari diceva, guarda mi ha fatto questo regalo, un gioiello, magari per vantarmela, capito? Così, Capito, magari certo. loro facevano la stessa cosa, ma non so. Lei sa se qualcuna delle ospiti a queste serate ha avuto rapporti sessuali a pagamento con Berlusconi? Non lo so. Ne ha mai sentito parlare delle sue amiche, delle ragazze che partecipavano? Ho sentito parlare magari che una volta mi hanno detto no, io rimango qua, voglio rimanere qua, mi diceva a casa Berlusconi, ho detto, ma perché vuole rimanere? No, non lo so, ma così, non che c'erano con rapporti o qualcosa del genere. Lei sa se Lele Mora portava a queste feste delle ragazze? Oltre Ruby, che l'ha già detto? Sì, ho visto che portava altre ragazze, sì. Anche Emilio Fede? Anche Emilio Fede, sì.
Lei ha avuto in regalo delle automobili dall'onorevole Berlusconi? Automobili, macchine. Mai, no. Passiamo alla scena del 5 settembre 2010. Secondo la ricostruzione dell'ufficio in via ipotetica, a questa scena sarebbero state presenti Barizzonte Lisney intesa Lisa, Berardi Iris, Espinosa Aris Leida detta Aris, Fadil Iman, Fagioli Barbara, Garcia Polanco Maria Ester, Minetti Nicole. Tale Roberta, che nella nota viene detta non identificata, un ballerino e delle ragazze che l'ufficio, la Procura della Repubblica, ipotizza essere state portate da lei. Se la ricorda una serata in cui portò delle amiche e un ballerino? Sì, allora, ho portato Diana Gonzalez e Aris Espinosa e il ballerino, perché essendo che io l'ho detto a lui, io voglio creare questo gruppo alla stile Destiny Child, e voglio presentarti già le ragazze che ho, comunque l'ho scelto dominicane del mio paese perché volevo creare questo gruppo musicale. Allora ho portato anche il ballerino cubano, c'era anche Emilio Fede, mi ricordo. C'era Emilio sì. Fede, infatti. Allora lo portai là e le ho fatto vedere insieme al ballerino una coreografia con noi due ragazze e il ballerino, così vedeva che noi eravamo capaci di cantare e di ballare. E così ci credeva in noi come gruppo. Sì, c'era Nicole Minetti quella sera? Sì, c'era Nicole Minetti. C'era anche Nicole Minetti. Siete scesi nella saletta discoteca quella sera? Abbiamo acceso prima la discoteca, ma poi per vedere bene così più spazio ho deciso, io ho detto andiamo al teatro lì, sì? E ci siamo presentati al teatro. E che cosa avete fatto al teatro? Ho fatto la mia canzone, sì. Muove tu cuerpo, e Hay Amor, sì? Insieme al ballerino, l'abbiamo ballato e lui ballava e cantava. Quindi, signora Garcia, quella sera nessuna ragazza si è spogliata? No, perché era tutta l'attenzione su di noi e comunque non abbiamo fatto mai, io non ho mai fatto spogliarello. Nessuna ragazza cose. È stata toccata o ha toccato l'onorevole Berlusconi? Che abbia visto Fede? Io no. Lei se la ricorda la signora Iman Fadil? Non l'ho mai vista, non mi ricordo. Quel viso cioè, lì. Non si ricorda? No, ma neanche ho visto sui giornali la foto, ma non mi ricordo mai di averla vista. Non ricorda mai di averla vista? No. Bene. Andiamo avanti. Alla scena del 19 settembre 2010, l'ufficio ipotizza che fossero presenti presso la residenza dell'onorevole Berlusconi Barizzonte Lisney detta Lisa, la signora Berardi Iris, la signora Cipriani d'Autorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Emma, Espinosa Arisleida detta Aris, Barbara Fagioli, Raffaella Fico, Garcia Polanco Maria Ester, Gonzales Pablo Diana Altagracia, Guerra Barbara, Leoni Ludovica, Loddo Miriam, Minetti Nicole, Morali Elena, Nigro Roberta, Rigato Giovanna, Scorchina Raissa intesa Rais, Toti Elisa, Tumini Melania, Visan Ioana intesa Annina, Iuciac Marianna, Emilio Fede, Giorgio Puricelli, Carlo Rossella, più altre persone non identificate. Adesso che le ho letto i nomi e le ho detto la data, 19 settembre 2010, lei se la ricorda la serata? Vabbè, io sì, con questa gente sì che c'erano, mi ricordo. Bene, è la serata in cui era presente, perché quasi c'erano, le serate che c'ero io praticamente c'erano sempre la stessa persona. Bene, ma lei si ricorda la serata in cui era presente Carlo Rossella? Lei sa chi è Carlo Rossella? No. Non sa chi è, perché lei lavora nello spettacolo. Mi dispiace, ma se le dico di no, lei mi sta facendo una domanda, se le dico di no, no. Io le faccio domanda, le do no. Ognuno il suo mestiere. Allora, io le ho detto però, le ho ricordato però i presenti alla serata. Lei riesce a individuare la serata adesso? Se lei mi parla Le ho detto tutti i presenti. Sì, 19 settembre 2010. Io ho detto che di solito c'erano sempre le stesse ragazze. Lei ricorda se in quell'occasione Nicole Minetti portò una sua amica?
Sì, mi ricordo che sotto casa le ho prestato io le scarpe. A se quella lì, come si chiama? Melania. Melania qualcosa. Tumini. Sì, le ho prestato io le mie scarpe che non me l'ha mai restituito. Un paio di Jimmy Choo, bellissimo tronchetto. Sì, guardi, il Presidente era già invitata a guardare il Tribunale. Allora, signora Polanco, quindi lei mi conferma che quella serata c'era un'amica della signora Sì. Minetti, Melania Tumini, alla quale lei avrebbe addirittura prestato le scarpe che non le sono state mai Sì. restituite. Quindi aggancia il ricordo a fatti molto specifici. No, perché da lì mi ricordo che l'unica volta che l'ho vista quel giorno lì e mi ricorderò sempre per le mie scarpe. Bene, ci può descrivere la serata, 19 settembre 2010, dove la Minetti porta la sua amica Tumini? Allora, io comunque non sono andata con la Minetti, sono andata da sola. E comunque le avevo già prestato le scarpe sotto casa nel parcheggio della macchina mia, le l'ho data, lei è partita, io sono partita dopo, sono arrivata sì, alla cena e c'era questa Melania vestita, mi ricordo se era gonna o giacca, tipo come sono io più o meno. Abbiamo cenato e lei le ha detto al Presidente, questa è la mia amica, è venuta alla festa di laurea mia, c'ero anch'io, Iona Visan, e da lì mi ricordo solo quello quando l'ha presentata, che è andata alla festa di laurea. Quindi lei la Tumini l'aveva già vista in precedenza? L'avevo vista allora, siamo andati alla laurea della Minetti, Certo. e mi ricordo lì che quel giorno che eravamo alla laurea lei diceva alla Minetti che lei voleva fare il mondo dello spettacolo, che voleva Molto bene. fare magari Colorado, queste cose così, si informò mi ricordo alla laurea. Poi da lì mi ricordo che era lei quando è andata lì perché voleva fare Colorado anche lei. Quindi lei si riconosce la stessa persona, ovvero la dottoressa Melania Tumini, perché l'aveva incontrata alla festa di laurea della Nicole Minetti, e in quell'occasione la dottoressa Tumini insisteva per poter entrare nel mondo dello spettacolo. Ho capito bene? Sì, voleva, non lo so, diceva questo. Ma la dottoressa Tumini chiese anche alla Minetti di essere presentata a Berlusconi, che lei si ricordi? Lei voleva andare, sì. Era la Tumini che insisteva per andare? Non so se non è che insisteva, però ha detto che quel giorno lì che voleva. Ho capito. Allora la Tumini è questa persona che lei riconosce. Ci descriva questa serata del 19 settembre 2010, signora Garcia Polanco. Allora, Partendo dalla scena, per sì. cortesia. No, io ero lì a cena, poi quando eravamo a cena abbiamo cantato sopra col karaoke con Danilo e tutti gli altri così. Poi dopo c'era la serata sotto sempre alla parte della discoteca. Quindi la scena normale, tranquilla, avete cenato Sì, seduti, sì, serviti sempre. dai camerieri. Serviti dai camerieri. Sì, sempre siamo servite dal Ci cameriere. sono stati balli a cena? A cena cantavamo e ballavamo, sì. Cantavate e ballavate a cena? Sì, sempre, questo sempre. Qualche ragazza si è spogliata a cena? Assolutamente, a cena assolutamente non succedeva niente di queste cose, ma neanche sotto. Bene. Quindi alla fine della scena cosa succede? Siamo scesi dove c'è la discoteca. Bene. E in discoteca cosa succede? Lì mettevamo la musica, che mi ricordo è stata quella che piaceva alla Nicole, non mi ricordo il titolo, e lei ha ballato, Sì. da sola, Sì. e dopo anch'io ho ballato. Sì. Poi dopo con l'Isnei Barisonte, con la Barisonte, Sì. l'Isnei, abbiamo fatto uno spettacolo insieme noi due, con la trompetta, sai, con Sì. quello, così. Lei ricorda se in quell'occasione delle ragazze si sono spogliate o comunque hanno mostrato le loro parti intime, alzando le gonne, mostrando il fondoschiena, mostrando i seni? Allora, che c'era io, no. Se io ero a scambiarmi nello spogliatoio, succedeva, non lo so. Un piccolo lasso di tempo poteva Se succedere. è piccolo, sì. però il piccolo era lungo, perché magari aspettavi che magari l'altra facevano lo spettacolo mentre magari ti truccavi, ti sistemava, l'altra ti aiutava a mettere la gomma, tu la sistemavi così. Poi no. Quindi lei non ha visto Non ho spogliarelli? visto. No, non ho visto spogliarelli. Lei ricorda se qualcuna delle ragazze toccò Silvio Berlusconi o Emilio Fede nelle parti intime e dagli stessi si fece toccare? Assolutamente no, non ho mai visto né quella sera né altre sere. Lei ricorda se Nicole Minetti si fece un balletto, si spogliò quella sera?
Lei sempre faceva i balletti, sempre, ma spogliarsi no. No, quindi No. nemmeno la scena in cui c'era la Tumini. No, non ho visto la Minetti. Non ha visto no, la perché Minetti lei sempre, spogliarsi? quando lei faceva lo spettacolo lo faceva con la Barbara Fagioli, erano sempre loro due. Ho capito. E io magari mi ero là a cambiarmi. No, non ho visto. Non l'ha visto, quindi lei era presente, lo esclude. Sì. Lei ha visto, signora Garcia Polanco, che atteggiamento aveva la dottoressa Tumini quella sera? Ma sai che non le ho, io come, scusando ancora il tema, mi facevo sempre i cavoli miei, non stavo lì a guardare, a parte che eravamo in tante ragazze, no? Che non è che stavo lì a vedere, no, proprio no. Ma lei ha visto se ballava la Tumini? Sì, lei parlava. Ballava, ho detto. Parlava. Non parlava. Parlava. Sì, no, io ho detto Parlava in ballava. discoteca. Ballava la Tumini? Lei, allora, ballava così, sì. Sì, senza Quello dire. che mi ricordo così, che però era più... Cioè, come ti dico? Faceva gli spettacoli anche No, lei? spettacoli no, però c'era la musica, era magari si andava dal DJ, guardava, oppure l'ho trovata anche sulle scale andando verso la casa dei papi così, l'ho detto ma non mi ricordo più o meno dove andava, ma vagamente così mi ricordo, non Bene. di più. Lei sa se alla Tumini quella sera furono consegnati dei soldi, fu fatto un regalo dall'onorevole Berlusconi? Non lo so. Non lo sa. No, Lei non ha visto l'onorevole Berlusconi distribuire delle buste quella sera? non ho visto, no. Non ha visto. No, Lei ha no. avuto modo di parlare con la Minetti della sua amica Tumini in seguito? No. Non avete mai parlato? No, cioè, dopo quello no. Abbiamo parlato dopo che è successo lo scandalo al telefono. Lei mi aveva detto, sai quella mia amica così, questo. E che cosa le ha detto la Minetti? No, quello che lei aveva detto, quello che hanno fatto vedere in Rai, che lei ha detto che lì succedeva di tutto e di più, quello che ha detto lei. Solo lì e poi basta, ha detto lascia perdere. Cioè. Che non è vero secondo lei? Secondo lei non è vero? Io non ho visto niente, non ha poi visto non so. niente. 25 settembre 2010. L'ufficio ipotizza che a questa scena fossero presenti Barizonti, Lisney, Detta Lisa, Berardi Iris, Bonasia Roberta, De Vivo Concetta Intesa Imma, Espinosa Risleida Intesa Aris, Fagioli Barbara, Fico Raffaella, Garcia Polanco, Guerra Barbara, Loddo Miriam, Minetti Nicole, Molena Cinzia, Morali Elena, Visa Ioana, Detta Annina, Iuciac Marianna. Lei la ricorda questa sera, questa scena? Come l'ho detto sempre, eravamo sempre le stesse. No? Quindi non ha nulla da aggiungere rispetto al tenore della serata, ai contenuti delle serate. No, erano sempre le stesse ragazze, la stessa cosa. No? Questo vale anche per la scena del 17 ottobre 2010, dove noi ipotizziamo fossero presenti Minetti Nicole, Barbara Fagioli, Guerra Barbara, Garcia Polanco, Loddo Miriam, Visana Ioana, Emilio Fede, Barbara Fagioli. Anche per questa sera vale la stessa considerazione di prima, Sì, è corretto? sì. Non si ricorda niente di No, particolare? la data no, guarda, sulle date, guarda, anche l'intercettazione non le vedo mai perché magari nell'intercettazione c'è scritto il 25 di... non le guardo perché... Lei le ha non- lette le intercettazioni di questo No, perché processo? sono cose che io già col casino che è successo, lo sputtanamento che ho avuto, non vado comunque a guardare le cose che mi... Finisca pure le frasi, signorina. che mi fanno del male, perché fino adesso mi hanno fatto del male, anche andare a scuola a prendere la bambina è un disastro. Sono una puttana per tutti, sono una puttana, conoscere il presidente Silvio Berlusconi vuol dire che sono una prostituta, quindi già è successo, sono andata a casa mia con una figlia, le pistole, tutto bene, alle 6 è del chiaro, mattino. prego. No, infatti posso parlare, no? Si può parlare, scusi, se il No, Presidente glielo consente, Ah, già, la richiesta scusa. delle parti, qualunque sia la Prima parte. volta che Chi è sono membro- in un'aula, non so come funziona. Vogliamo intervenire per Urgendosi al tribunale, se no. Allora, la scena del 23 ottobre 2010. Noi ipotizziamo come ufficio che fossero presenti Nicole Minetti, Barbara Fagioli, Gonzales, Pablo d'Altagracia, Diana d'Altagracia, Emilio Fede.
vale la stessa considerazione, non ricorda niente di particolare. È sempre Le le domande solite sono le scene. stesse, donne che si sono spogliate, toccamenti tra le ragazze presenti, il presidente e Emilio Fede. Nulla di tutto questo. Non ho visto niente di questo. Ci avviamo verso la conclusione, rassicuro tutti. Il 25 ottobre 2010 ci sono un gran numero di persone, sempre nell'ipotesi, Aguirre Meilin, Berardi Iris, Espinosa Aris, Fagioli Barbara, Morali Elena, Garcia Polanco, Gonzales Pablo, Barbara Guerra, Nicole Minetti, l'abbiamo già detto la Morali, la Visan, l'Espinosa, e questi sono. Lei ricorda qualcosa di particolare? A fine ottobre 2010? Cantare, ballare. Lei Ma io ricorda- ero molto concentrata nelle cose che volevo fare nel mio gruppo, quindi ogni volta che andavo mi facevo trovare magari il pezzo della mia canzone, Muove tu cuerpo, e Amor pronto, e volevo che lui vedesse e che si credesse nel mio gruppo, capito? Non... Facevo il più minimo di stare con le altre, volevo che lui guardasse Lui è il il mio presidente. gruppo, il presidente, Lui. sì. Cena del 7 novembre 2010, sempre nell'ipotesi, Fagioli Barbara, Garcia Polanco, Minetti Nicole. Lei ricorda qualcosa di particolare su questa scena del 7 novembre? No, Quest'ultime due scene intervengono dopo che su un giornale, un quotidiano, era affiorata una notizia in qualche modo concernente le indagini. Lei se le ricorda queste scene di fine ottobre e novembre? cosa dicevano? La domanda, lei ricorda? Ah, Sì, no, non non mi ricordo. Perfetto. Senta, signora Polanco, lei è stata perquisita dalla polizia il 14 gennaio 2011? Sì, pure anche le mie mutande di mia figlia le hanno fatto le foto. Sì, va bene. Molto perquisita sono D'accordo, stata. c'era un decreto dell'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica di Sì, lo Milano. so. Perfetto. Lei è stata perquisita. Dopo questa perquisizione, ricorda la data, 14 gennaio 2011. 2000, Lei è stata sì. a casa dell'onorevole Berlusconi? Sì, sono stata a casa dell'onorevole Chi l'ha Berlusconi. invitata? Allora, praticamente mi ha chiamato per dirmi di andare la Barbara Fagioli. Sì, Barbara Fagioli. Mi ha detto di andare da lui. Avete parlato del processo? Ah? Avete parlato di questo processo, cioè delle attività di Io indagine? le ho parlato, le ho detto perché stavo piangendo e le ho detto guarda, sono arrivata a casa alle 6 del mattino con mia figlia che doveva andare a scuola alle scuola alle 8 e sono arrivate con le pistole, nonostante che la mia bimba con 6 anni aveva 5 anni e mezzo. Sono arrivate e lui ha chiesto ma come si sono comportate, perché comunque erano preoccupate, mi ha detto ma perché hanno fatto questo? Ho detto io no, chiedo io il perché, perché comunque quando ho letto diceva Silvio Berlusconi, cosa sta succedendo? Allora lui era molto preoccupato comunque per la situazione la quale loro sono venuti a presentarsi da me e anche dalle altre ragazze. Quindi abbiamo parlato di questo, di come ci hanno trattato, che comunque essendo che non eravamo indagate, sono andate a casa, ci hanno portato là senza mangiare tutto il giorno e ci facevano delle domande, eppure c'erano alcuni che ci prendevano in giro dicendo avete cose elettriche in casa? Cose così, tipo le mutandine, guardavano, l'ho spiegato ogni cosa che è successo, che hanno fatto e lui ha detto, lui era molto dispiaciuto per quello che Quindi era successo. l'onorevole Berlusconi era preoccupato per voi, perché trattate Per assolutamente come eravamo, male come dalla eravamo polizia. Quindi la molto polizia è arrivata con la trattate. pistola in pugno. Non in pugno, Ah, però ecco. io dico che un poliziotto, quando tu non sei indagata, cerca di non fare vedere la pistola, ma anche io sono del terzo mondo e che è peggio la polizia, non ti trattano così. Quindi avevano le pistole qua dietro, la bambina a vedere ha detto mamma ma cos'è quello, perché fanno così? Cercano nei cassetti, nella cosa della bambina, fanno foto qua, foto là. Allora le ho spiegato ogni cosa e lui è stato molto male, come sono stata male anch'io perché mentre ero lì piangevo. Lei ricorda se in quella perquisizione a casa sua furono trovati soldi in contanti e droga? No, Droga? A me non mi è stato trovato droga, ma mi è stato trovato delle buste Sì. vuote di Maria, ma erano vuote, mi hanno fatto un verbale e non mi, mi hanno dato un foglio da andare non all'assistente sociale a parlare e hanno visto che io non c'entravo niente. Cioè lei non erano per lei quelle bustine? Erano mie perché erano a casa mia, Sì. però mi hanno dato un foglio che dice che io non ho niente a che vedere Era con marijuana questo. di cui lei faceva uso? Che lei fumava? Sì, vecchia.
erano cose vecchie che hanno, perché comunque erano vecchie queste cose, però non c'era niente dentro, essendo che loro hanno ribaltato casa, hanno fatto di tutto e di più, hanno trovato... Ma lei in quella quella casa busta. aveva fumato marijuana in quella casa, tempo addietro? No, perché era dentro l'hanno trovato dentro una scatola vecchia che era proprio nascosta in un armadio. Lei in quella casa viveva con la minore, con sua figlia, la piccolina, no? Ah sì. Ho capito. Mm. Senta, signora, lei prima ha parlato di un ballerino cubano. Sì. Come si chiama? Michael. Ci dice anche il cognome? No, Michael Font, forse è il suo nome d'arte. Ho sì. capito. Lei ricorda se questo signore ballerino cubano quella sera scattò delle fotografie all'interno della... Non lo so, Non lo sa? no, E lei sa se Ruby invece ha scattato delle fotografie? neanche, non lo so. Ha sentito mai parlare di fotografie in possesso di El Marouk Karima? Sì, lei diceva che aveva delle foto, quello che si dice nel giornale, non lo so, Non ho video, quello che qualcosa. si dice nel giornale. Ruby Ah, no, le ha no, mai no, detto che no. aveva delle foto No, compromettenti? mai, No, no. mai.